Ti sarà capitato più e più volte di eseguire e fare esami come risonanze, radiografie, ecografie, visite specialistiche e sentirti dire che hai delle protusioni, delle artrosi, delle degenerazioni discali, delle scoliosi, delle ernie. Ed è proprio per queste cose che hanno trovato in questi esami che hai dolori. Ed è proprio per questo che quindi continui a trovare delle soluzioni, cercare delle soluzioni legate a queste problematiche fisiche. Eppure dentro di te senti che c'è qualcosa che non torna, c'è qualcosa che sta sfuggendo a questi medici, che sta sfuggendo a questi professionisti, perché sembra che tutto quello che provi non arriva ad una soluzione concreta. Quindi se il dolore è legato a queste problematiche e ci sono delle soluzioni a queste problematiche, tu dovresti stare meglio, ma non è così, anzi stai peggio. Continui ad andare avanti quindi da mesi, se non anni, decenni a volte, a trovare la soluzione perfetta. Ma sai che a questo punto forse non esiste e ti hanno detto addirittura di conviverci. Il medico di turno ti avrà detto: queste sono cose che ti terrai per tutto il tempo in cui tu vivi in questa terra. O addirittura, ancora peggio, ti hanno detto: queste sono cose che ti stai immaginando tu, sei troppo sensibile, oppure è la tua mente che li crea, andranno via da soli. Oppure ti hanno detto: devi solo rallentare un po' e le cose si sistemeranno. Gli esami possono ingannare, le radiografie, risonanze, esami veramente possono fuorviare anche il medico di turno, non solo te. E oggi ti spiego il perché. Alla fine di questo video saprai quindi distinguere perché un referto può essere rilevante o non rilevante per la tua casistica e quando invece il problema quindi è un altro. Io sono Alessio Veneziano, terapista, laureato in fisioterapia, sono il fondatore di Neurobalance. Da circa il 2021 aiuto persone che soffrono di dolori persistenti come cervicalgia, mal di schiena, a ritrovare il benessere, a guarire senza strumenti, diciamo come i soliti massaggi, tecarterapia, agopuntura, ma attraverso un approccio mind body, mente corpo, un approccio rivoluzionario che la neuroscienza oggi sostiene e diciamo ci permette come soluzione finale di una problematica che per anni molte persone, 1 su 5 in Italia, soffre di dolori persistenti. Oggi infatti ti faccio vedere uno dei primi step che do ad ogni mio cliente per capire qual è la soluzione finale di tutto ciò. Non sono soluzioni miracolose, quindi se cerchi l'integratore X piuttosto che il bagno col sale che ti risolve tutto, oppure la dieta antinfiammatoria che domani se inizi tutto andrà giù, no, questo non è il percorso corretto, non è diciamo il mio canale giusto per te. Ma se invece vuoi capire quali sono diciamo i fattori e come il tutto, come la tua mente può creare, il tuo sistema nervoso può creare questa situazione in cui sei oggi, beh, rimani fino alla fine. Non è un video diciamo dove ti porterò a fare della pratica, ma l'educazione è una terapia. Qui vedi nella prima slide che ho preparato per te questo acronimo VOMIT, no? Quando ho letto questo acronimo nella letteratura scientifica, questo è un acronimo che è stato scritto e ideato nel 2003, quindi proprio 20 anni fa. Sostiene questo studio scientifico che molte degli esami sono esami fuorvianti e appunto questo VOMIT sta per Victim of Medical Imaging Technology. Se non sai l'inglese, vittima degli esami diagnostici per immagini. Quindi siamo quasi tutte vittime. Io sono stata una vittima, ho sofferto di dolori persistenti per 5 anni, dolori cervicali, prima ancora pubalgia, e sono stata una vittima e oggi, nonostante sono passati 20 anni da questi studi, siamo ancora vittime. Spero che capirai perché sei ancora una vittima, probabilmente, e se non lo sei nella direzione giusta. Quindi, che cos'è un vomit? Allora, vomit te l'ho detto, per questi acronimi, vittima, esami diagnostici per immagini. Quindi, questi reperti sono incidentali. Quindi queste scoperte che ti fanno con la risonanza, che ti trovano qualsiasi cosa che non va,
Se soffri di dolori cronici, molto probabilmente, non voglio dire al 100% perché non è così, ma molto probabilmente più dell'80% dei casi sono reperti incidentali, ovvero scoperte fatte per caso negli esami di imaging, risonanze, radiografie, TAC, non correlati al motivo originale per cui è stato richiesto l'esame. Quindi se soffri di dolori persistenti, tu ti immagini che quest'ernia benedetta in rosso sia la causa di tutto, eppure quei sintomi non sono correlati a una problematica di ernia, perché le ernie, la maggior parte, si risolvono entro i 3-4 mesi. Se quello era il problema, una terapia convenzionale avrebbe risolto il problema. Eppure sei ancora qua a guardare questo video. Quindi cosa succede? Over investigation, c'è un'iper indagine. Prima di tutto, prima di vedere questa tabella, nel secondo anno di fisioterapia ci hanno detto che le risonanze, il fisioterapista non le raccomanda, però se arriva la persona che, diciamo, soffre di dolori persistenti e già una risonanza, bisogna essere, non dico scettici, ma molto molto distaccati da quello che il professionista vede nella risonanza, perché può infatti fuorviare la diagnosi o la terapia stessa. Questo un medico dovrebbe saperlo molto molto bene, soprattutto un fisiatra o un ortopedico. Ma cosa succede? Oggi siamo nel 2025, sono passati 20 anni e ancora abbiamo vittime di queste cose. Quindi questi reperti che anche quando sono comuni e benigni, come i cambiamenti degenerativi dei dischi, possono portare a essere fuorvianti. Ovvero, guardiamo questa tabella, non so se riesci a vederla bene, ma qui vediamo che disc bulge, questi sono una tabella che è fatta nel 2015, se leggo bene, molto 10 anni fa quindi, dove i pazienti asintomatici sono stati scansionati, quindi asintomatici senza alcun dolore, hanno avuto, insomma, c'è stata una scansione attraverso risonanza della loro schiena, della loro colonna vertebrale. Hanno trovato tutta una serie di cose, ma guardiamo tra tutte queste quella che sta più inerente al dolore cronico. La degenerazione dei dischi. Quante volte un malato, tra virgolette malato, anzi una persona che soffre di fibromialgia, che anche è un'etichetta, o di mal di schiena o di cervicalgia, quante volte gli è stato detto da un medico guarda, la tua schiena è un disastro, ci sono delle degenerazioni dei dischi ovunque. E quindi tu dici, mannaggia, cosa devo farci attraverso queste degenerazioni dei dischi? Posso riparare? Ci sarà un meccanico che mi mette a posto? Non lo so. Ma guardiamo cosa dice questa tabella. E qua ci sono più di 3000 pazienti scansionati, quindi non è uno studio piccolo e se sei abbastanza puntiglioso e non vuoi credere solo alle mie parole o a decine di terapisti che ne parlano su YouTube o anche medici, guardati lo studio, leggitelo, è in inglese, oggi sei diciamo supportato dall'artificial intelligence, quindi guardati anche la traduzione se l'inglese non lo sai. Guarda, nella prima riga di questa tabella c'è Disc Degeneration. Quindi tu vedi che intorno già ai 40 anni, il 68% di queste persone avevano delle disc degeneration, delle degenerazioni ai dischi. Chi guarda il mio canale sta dai 40 ai 50 ai 60 anni. Quindi guardiamo se ai 40 e ai 50, guarda quante persone di 50 anni ha una degenerazione ai dischi, 80%. Quanti di questi aveva dolore? Nessuno, perché questi sono asintomatici. Quindi andiamo su un'altra via, quella dell'ernia, questa benedetta ernia che ogni volta che un cliente mi dice: "Guarda che il dottore, mi ha visto che ho un'ernia C5, C6". "Ah sì? Va bene". Gliel'hai detto al dottore che il 60% di questi cinquantenni, probabilmente tu che stai vedendo, il 60% di questi cinquantenni, quindi più della metà, ha un'ernia discale? Magari proprio lì dove senti quel dolore. Eppure in questi 60% non avevano assolutamente dolore. Ora potrei andare avanti con le protusioni e dirti il 36% dei cinquantenni aveva già delle protusioni, ma quello che voglio diciamo ci tengo a dirti che tutte le persone quando diciamo vanno dai 20 anni in su, quindi con la vecchiaia,
abbiamo tutte queste abnormalità. Questo non vuol dire: "Ah, ma allora se invecchio avrò dolore." No, perché queste persone erano asintomatiche in questo studio. Ti avrei potuto mettere altri studi. Questo era il più clamoroso che molte persone, diciamo, vanno a divulgare. Quindi andiamo avanti. Se ancora non mi credi, ci sarà un'altra slide che ti potrà colpire. Questa è in inglese, dove vediamo che il 75 delle persone che hanno disc bulge, diciamo, ernie, non hanno dolore. 80% delle persone con degenerazione non hanno dolore. Il 43% della popolazione che ha meniscal tears, problemi al menisco, quindi se hai problemi anche di ginocchia, non hanno dolore il 43% della popolazione. Il 72% ehm, of people with SLAP, questo non lo so, non l'avevo visto, quindi lo skippo, andiamo avanti. Il 69% che ha delle problematiche ai labbri, appunto la parte qui stiamo parlando dell'anca, non ha sintomi. Ora, questo è un studio, ovviamente. Guardati, lì sotto c'è in piccolino questo studio. Se non lo riesci a leggere perché è troppo piccolo e vuoi sei interessato, mandami una mail o insomma mettici un commento qui su YouTube e te lo invio. Quindi cosa sta succedendo in tutto ciò? C'è un impatto negativo, lo chiamiamo l'effetto nocebo. Ti sarà familiare l'effetto placebo, no, e l'effetto placebo è quello che ci dice se un farmaco, diciamo funziona. Se è più forte dell'effetto placebo, il farmaco funziona. Ma l'effetto placebo è anch'essa una terapia. Cioè, cosa vuol dire? Che le informazioni che ti vengono date possono funzionare sia in negativo che in positivo. Quante volte è successo che un paziente o cliente, parlerò di clienti perché i pazienti mi sembrano malati, in realtà nessuno è malato dei dolori cronici, non siamo malati, ricordatevi, ma siamo semplicemente neanche ipersensibili, abbiamo un percorso da fare e il dolore è un messaggero, siamo dentro questo nuovo percorso, quindi non sei un malato, sei un viaggiatore. Ho letto ultimamente un libro che si chiama Il viaggiatore della vita di Francesco, non mi ricordo il cognome, spero di vederlo nel nostro podcast nelle prossime settimane. Il viaggiatore della vita è un libro veramente entusiasmante, lui soffriva di fibromialgia e ha risolto attraverso un approccio mind body che è lo stesso, molto simile a quello che io divulgo nel mio canale, è lo stesso che io ho usato per me per guarire dal dolore alla cervicale da 5 anni. Quindi questo effetto negativo nocebo lo vedo ovunque, ed è subdolo, è anche entrato nel nostro subconscio in questa società. Quando questi reperti quindi generano ansia, portano a fare più visite mediche, ma forse non sono andato dallo specialista giusto. Andiamo dallo specialista che sta a Roma, poi vado da un altro a Milano perché quello mi han detto che è bravissimo, poi vado da quello a Bergamo perché questo è proprio specializzato in cervicalgia. Okay, tutti ti dicono la stessa cosa, probabilmente con gli stessi referti, con le stesse cose, con le stesse terapie benedette di farmaci antidepressivi, chissà che cosa, antiepilettici magari. Quindi il dolore continua e la disabilità persiste. Una ridotta percezione del proprio benessere. Quante volte dopo una ehm, visita sei ancora peggio, perché il benedetto dottore non ti ha dato le informazioni. Quindi cos'è che influenza l'effetto nocebo? Le informazioni che ti dà il dottore, soprattutto. Lì ti ho messo 4 cose che in questo momento non riesco a leggere perché ho la diapositiva molto piccola, ma sono nelle successive immagini ci arriviamo. Queste sono immagini prese da uno studio scientifico o comunque dalla letteratura scientifica, da un articolo che ti ho messo lì in basso a destra, quindi non le ho fatte io. Quindi questi dubbi, questi effetti nocebo che ti dicono: "Questa è l'ernia, questo è il problema". Ecco, degenerazioni discali, questo è il problema, la tua postura. Vedi che sei storto, vedi che, hai problemi magari di disbiosi e tutto arriva da là. Invece non vanno mai
verso i fattori psicologici e sociali. Ecco che lì ti sto portando verso una soluzione. Cosa accade nel cervello durante l'effetto nocebo? Cioè, quando vai dal dottore o non dico tutti, perché ho molti amici e molti professionisti che lavorano con me, dottori o medici, che sono sono frustrati quanto son frustrato io nel vedere tutto ciò, e hanno una mente molto più aperta di quella di molti altri medici, quindi non voglio dire tutti i medici, ma la maggior parte che lavorano nel dolore cronico sono abbastanza, diciamo, chiusi, vediamola così. E molti di questi non hanno mai sofferto di dolori cronici, questo è il problema, perché trovami un dottore che ha sofferto di dolori cronici e non si è aperto di mente. Non ne trovi, perché ci sono passati anche loro. Quindi cosa accade nel cervello durante l'effetto nocebo? Questo in inglese, quindi quello che tu pensi è quello che poi tu vai a sentire. Cioè prima arriva il pensiero: "Okay, ho trovato questa ernia, oh madonna questa cosa", te la immagini come se va ad essere rossa ed avesse piena di infiammazione, che ti vada a toccare il midollo, che chissà cosa succede a quel midollo. Oppure la degenerazione, immagini 2 dischi che sono totalmente rotti, diciamo con varie crepe che si stanno sgretolando, e da là ecco il dolore. Che sia mai che se faccio dei pesi mi si rompe la schiena, o chi sia mai che se faccio quella camminata in montagna queste cose si aggravano ancora di più e la mia schiena non tiene, oppure devo rinforzare la schiena. Quindi tutto quello che ti viene detto va a influenzare quello che il corpo, il cervello poi va, a replicare sul corpo. Quindi detto in parole proprio tecniche, ma, ci metterò poco qui, c'è una cascata di dopamina, c'è una cascata di oppioidi, diciamo che va a portare, o benessere o malessere dentro il corpo. E io lavoro sempre col placebo, ma non vuol dire che sono cose inventate, che basta che tu le "Ah, pensiamo positivo, allora tutto va bene." No, qui stiamo parlando di dati, non stiamo parlando solo di pensiero positivo. Cioè sappiamo che quella non è la problematica, la tua ernia non è la problematica, la protusione non è la problematica, la postura non è la problematica. Piccola parentesi sulla postura: la postura può essere la conseguenza, okay, la sintomatologia di un dolore. Ma la stessa cosa la disbiosi, a livello intestinale, può essere la conseguenza di una problematica già di suo olisticamente, energeticamente sbilanciata, perché nessuno ti aveva mai detto che il tuo passato o quello che pensi o addirittura quello che ti hanno detto ha influenzato sulla tua problematica. Fattori emotivi, energia emotiva. Questa parte è la parte centrale in cui dobbiamo lavorare, e ci vorrà quello che ci vorrà, ma questa è la soluzione, nella zona delle emozioni, perché ci sono delle emozioni bloccate, assolutamente represse, buttate giù, mai volute, che non abbiamo mai voluto, andare incontro. Quindi che fare? Quindi come combattere questo effetto nocebo? Qua riesco a vedere finalmente. Quindi cosa ti dice il dottore? Okay, ti dice che il dottore è la tua protusione? Che magari è la tua ernia? Parlane con altre persone o informati, inform yourself. Quindi come ti informi? Leggiamo dei libri. Principali 2 libri che ti dico sempre nel mio canale, lo dirò fino alla fine: libro del dottor Sarno, "Guarire la mente e curare il dolore", lo trovate su Amazon o nei link in descrizione, e magari il mio libro se volete, così che sembra che magari non sto pubblicando o facendo marketing solo a me. Il potere della consapevolezza. Anche lì trovate il link in descrizione. Quindi, ma pensateci, quando io vado dal dottore, allora, se vado dal dottore è perché è proprio un'urgenza, quindi solitamente non vado dal dottore. Ma se vado e il dottore mi dice una certa cosa, ma io non credo al 100% a quella persona, magari mi informo con altri professionisti, con un'altra veduta, magari un po' più olistica, okay, un po' più aperta, non quindi dare sempre l'autorità a una persona che ha un camice bianco semplicemente perché ti dice: "Questo è il problema." No, non è così.
Non è così perché non è Dio in sceso in terra, lui non ha tutto il sapere di questo mondo e non ti devi neanche fidare di me, perché io sono una persona. Quindi guarda e informati attraverso le risorse che hai già anche qui sotto in descrizione e ti assicuro che probabilmente non è l'ernia, probabilmente non è la protusione, probabilmente non è la tua postura. Questi muscoli sono contratti, creano compressione e poi dolore, ma questa compressione e dolore è data da un cervello, un sistema nervoso completamente sbilanciato, completamente impaurito, traumatizzato, represso dal punto di vista emotivo e quindi arrabbiato e incazzato col mondo, non si sa perché, forse, perché inconsapevolmente non lo sai ancora, ma se lo sai, lì la soluzione. Quanto ci vorrà? Di nuovo, non è importante se sai che la direzione è su quella delle emozioni. Cosa fare da adesso? Quindi fatti una tua valutazione dei tuoi sintomi, principalmente prima di tutto. Non tutti i sintomi cronici sono di natura psicosomatica e prendo questa parola con le pinze. Quando dico psicosomatica vuol dire nociplastica, vuol dire creato da un sistema nervoso ipersensibile, non è creato dalla tua mente e basta, lo senti nel corpo, il dolore è sempre vero, non te lo stai inventando, non sei un malato immaginario, non sei semplicemente più sensibile degli altri e più debole, no, vuol dire che non è, e soprattutto non è colpa tua, togliti questa colpa di dosso, perché il dolore, se lo senti, non è colpa tua. Fatti la tua valutazione dei sintomi, vedrai che il tuo sintomo probabilmente è nociplastico, ovvero creato da un'ipersensibilità del sistema nervoso, ok? E da lì prenditi poi le tue responsabilità della tua guarigione, nessuno ti può guarire, nessuno ti possono guidare alla guarigione. Nessuno ti può accompagnare semplicemente dicendo domani fai questo, domani fai l'altro, dopodomani fai l'altro. Se chiedi a un dottore o a un medico, magari convenzionale, ti diranno questi sono i farmaci da prendere. Se non prendi questi, niente funzionerà. Questo purtroppo accade spesso. Io dico, non sono contro i farmaci, ok? Ma il farmaco copre un po' la soluzione. La soluzione non è il farmaco, la soluzione è lavorare dentro di te attraverso quei fattori psicologici e sociali che aumentano il sintomo fisico. Quindi prenditi la tua responsabilità, sei tu il padrone del tuo corpo, nessuno ti può tirar fuori da questa situazione, neanche io, perché non sono io che faccio il lavoro per te, ti posso magari guidare. Non sei malato, non sei malata, togliti questa parola dalla testa, non sei malato, la malattia, il dolore cronico non è una malattia, chi ti ha detto che il dolore cronico è una malattia, probabilmente è malato lui, perché non è una malattia, semplicemente. Ci son passato io, non ero malato. Essere malato vuol dire qualcos'altro forse. In realtà non penso che nessuno è malato, neanche in problematiche più gravi. Sei in un percorso, sei un viaggiatore di una vita che ti ha portato al dolore come messaggio e la stai attraversando. Quanto ci vorrà? Chi è malato, ecco lì, chi ha queste problematiche da decine di anni, può sembrare che questo video sia semplicemente troppo semplice, semplicistico, superficiale, eppure le cose da fare sono basilari, ma non sono scontate. La soluzione quindi esiste. Qua in questo video non abbiamo parlato di soluzioni, ti ho parlato di una parte che ti può aprire una finestra, una porta verso la soluzione. La soluzione te l'ho introdotta leggermente, che è il lavoro sulle emozioni, il lavoro sul respiro, il lavoro di consapevolezza dei tuoi pensieri limitanti, del tuo carattere, di come sei stato cresciuto, di cosa ti hanno detto, di tante cose che però vanno nel ramo emotivo, psicologico. E queste soluzioni vanno prese in modo olistico, mente, corpo. Sicuramente nel corpo si può fare qualcosa, ma non è il massaggio decontratturante che ti toglierà tutto. Non è una questione, diciamo, strutturale il problema. La struttura segue una mente. Se la mente è okay, è quiete, se la mente ha una quiete interna, il corpo è più flessibile. Se la mente è una mente impaurita, traumatizzata, ovviamente il corpo va ad essere
traumatizzato e contratto. Quello che purtroppo succede nella medicina convenzionale è che cerchiamo di fare tutto separatamente, come se tu dovessi essere una macchina che va da un meccanico e ti dicono: "Cambiami la cinghia di trasmissione e starò meglio, cambiami le ruote e starò meglio". Ma quanti medici sono poi alla fine, ehm specializzati in tante cose di questa macchina, ma quanti sono quelli che poi mettono tutto insieme? Non puoi anche neanche dare la responsabilità a loro. Informati, prova, in questo canale YouTube vedrai tantissime imitazioni che ti possono dare una mano, tantissime informazioni che se però non messe in pratica non ti porteranno fuori da questo tunnel, okay? Io sono Alessio Veneziano, terapista, fondatore di Neurobalance. Se vorrai sperimentare il mio metodo, guarda i link in descrizione o semplicemente scrivimi nei commenti e ti risponderò con quello che hai bisogno. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video, te ne lascio magari uno qui in alto a sinistra o a destra per andare in fondo sulla pratica, perché non è importante sapere tutto, è importante sentire la pratica dentro di te. Alla prossima, ciao.